Alle 9, ma abbiamo tenuto un Consiglio federale straordinario per la nota vicenda della Regione Lombardia, una discussione molto importante e al termine della quale il Consiglio federale ha preso decisioni all'unanimità condivise sulla posizione della Lega nei confronti di quella vicenda. Questa scuola di formazione, come le scuole di formazione, sono altrettanto importanti per noi, perché riguardano il futuro della Lega. Ne abbiamo fatte anche in passato, ma qui nel Veneto, soprattutto con l'azione di Federico Cannerra, si sono sviluppate e hanno avuto e hanno una dimensione tale che mi ha fatto decidere, quando ho nominato Federico Cannerra vice segretario federale, di affidare proprio a lui la realizzazione delle scuole politiche federali, della scuola politica in queste valutazioni, nelle decisioni che ho preso da quando sono segretario federale nella scelta delle persone. Io ho guardato essenzialmente questo, le capacità. Io scelgo una persona e affido a questa persona un incarico dentro la Lega perché è onesta e perché è capace, non perché si chiama così o si chiama cosà o c'ha gli occhi belli o è biondo. Su questo tema, le scuole federali, le scuole di formazione, come formare i nostri futuri amministratori o anche dei semplici militanti o anche i dirigenti della Lega, che non necessariamente andranno a fare il sindaco, il presidente di provincia o il governatore. Vorrei dire che per fare il governatore così bene come lo fa Luca Zaia non basta una scuola federale, ci vuole tante cose. Più amato d'Italia, ma diciamo per essere un bravo leghista a tutti i livelli la scuola, la formazione è indispensabile. Ci sono state tante esperienze negli anni passati, ma la differenza non è tanto nei contenuti di questo modello che ora Federico sta realizzando, ma è nel metodo e nella continuità. Non può essere una cosa occasionale, ne abbiamo fatte tante, io ne ho organizzate tante, che si fa un giorno o 2 giorni e poi per mesi o per anni non si fanno più. Deve essere una scuola fatta per moduli, come lui sta organizzando, diversificati a seconda di chi partecipa, ma a me piace tanto l'idea che, e sono così consapevole e convinto anche per la mia esperienza di governo, che i sindaci, gli amministratori, i presidenti devono avere tra le loro caratteristiche quello della competenza, oltre che l'onestà e la voglia di fare, ma la competenza, che io sto pensando, anzi ho deciso in questo momento che i prossimi amministratori, i prossimi candidati sindaci almeno, dovranno obbligatoriamente aver partecipato alle scuole federali. Siamo così, ci viene una buona idea e siamo pronti a realizzarla. Adesso ovviamente i contenuti sono importanti, la cosa più importante è capire che serve una formazione, bisogna avere l'umiltà a qualunque livello di mettersi ad ascoltare e a studiare, perché temi così importanti quali il patto di stabilità, i trasferimenti, la finanza del territorio, politiche economiche di bilancio, spesa, tassazione, differenza tra economia reale e economia finanziaria, non sono solo materie tecniche, ma devono essere coniugate con l'aspetto politico, scuola di formazione politico-economica. La parte economica sono le materie, la parte politica è quale risposta noi diamo ai problemi, e questa è la componente Lega che rende un amministratore della Lega unico, perché deve essere capace, competente e deve avere l'idea di che cosa va fatto.
Le scuole servono anche a questo, a fare in modo che i nostri sindaci, di fronte a un problema, diano una risposta possibilmente univoca e non uno così e uno cos'ha. Se no è la politica arlecchino di tanti colori. Noi abbiamo un solo colore invece, il verde. Non a caso, sabato 10 novembre, il tema sarà federalismo, finanza di territorio e manovre di governo, che mette insieme tutte queste componenti. Federalismo, che è il progetto politico della Lega, cioè la visione che la Lega ha del mondo, o più modestamente del nostro mondo, dei nostri territori. Federalismo è una parola che contiene in sé centinaia di altre parole, che contiene in sé soprattutto dei principi che orientano e devono orientare l'azione amministrativa e politica dei leghisti. Federalismo vuol dire principio di sussidiarietà. Che cos'è il principio di sussidiarietà? È una cosa molto semplice. Tutto ciò che può essere fatto nel livello più basso di organizzazione istituzionale della società, lì deve essere trasferito, e per noi è il comune, il sindaco. O meglio, è un altro concetto che dobbiamo sviluppare, il passaggio da comune a comunità. È una cosa importante. Il comune è l'istituzione, il sindaco, la giunta, il consiglio comunale. La comunità è tutto ciò che sta attorno e che lavora assieme, collabora e coopera con il comune per rendere servizi ai cittadini. Chi è sindaco lo sa, ci sono tante cose in materia di politiche sociali, per esempio, che il comune non può fare se non avesse le associazioni di volontariato, il no profit, la rete delle famiglie, tutto ciò che è privato con un'azione pubblica di coordinamento e che rende efficiente l'aiuto ai cittadini in quella comunità. Vogliamo passare da comune a comunità, ma tutto ciò che può essere fatto lì deve essere lì trasferito in termini di competenze e, sottolineo, e in termini di risorse finanziarie. Il sindaco deve avere la possibilità di gestire i soldi dei suoi cittadini e non come e infatti federalismo, finanza di territorio. Su questo punto noi abbiamo come Lega elaborato una proposta molto forte che è stata depositata come proposta di legge di iniziativa popolare alla Corte di Cassazione qualche tempo fa e sulla quale abbiamo già cominciato a raccogliere le firme. Il 20 e il 21 di ottobre ci saranno 2 giorni dei gazebo, i nostri gazebo, per raccogliere le firme. Noi abbiamo una visione, una proposta molto semplice, molto chiara, che le nostre regioni, che hanno contribuito in modo fondamentale negli ultimi 50 anni a mantenere alto il livello di vita di tanti altri, adesso comincino a pensare anche ai propri cittadini, tenendosi il 75%, non di meno, delle tasse pagate in questi territori. Oggi ciò che rimane, dato 100 il gettito fiscale, imposte dirette e indirette nelle nostre regioni, oggi ciò che rimane non supera il 36%, 36 euro ogni 100. Noi non siamo egoisti, non vogliamo il 100%, ci basta il 75%, che è più del doppio di quello che oggi abbiamo. Chiedo al governatore del Veneto se lui potesse avere un po' più del doppio del bilancio che ha, sapendo, attenzione, che tutte le spese di gestione, tutte, sono già in questo 36%, quindi la differenza sarebbe tutto netto e senza indebitarsi. Poi c'è la quota di indebitamento. Usati bene questi soldi possono essere una leva per mettere in moto enormi capitali, sostegno alle imprese,
le nostre piccole e medie imprese che oggi soffrono la crisi, se potessero essere liberate dal record mondiale di carico fiscale, grazie governo Monti, sarebbero prime in Europa. Ora, tutto questo, tutti questi temi, quelli politici e quelli economici, devono essere integrati tra di loro. Questa è la componente culturale e ideologica della Lega: mettere insieme le nostre proposte, i nostri progetti con lo studio delle questioni economico-finanziarie, per dare gli strumenti interpretativi a chi è della Lega, che deve capire quindi qual è la direzione da prendere e deve sapere che cosa lo circonda, qual è il contesto, dove vive, in quale situazione economico-sociale vive. La scuola di formazione, questa scuola di formazione ha esattamente questo compito, e io sono qui proprio per sottolineare l'importanza che io do a questo tipo di iniziative. Federico Caner ha quindi il compito di sviluppare queste iniziative. Ero un po' preoccupato stamattina per i costi, ma gli ho detto: questa è una cosa su cui la Lega deve investire, vuole investire e investirà. Così, siccome l'altro giorno mi sono stati restituiti dalla magistratura milanese 11 diamanti, li ho visti, sono un pezzettino di vetro così che a me proprio non dice niente, non so se le signore può dire qualcosa, a me non dice niente, proprio una roba fredda, come diceva De André, vi ricordate, dai diamanti non nasce niente. Dal letame nascono i fiori, ma dai diamanti non nasce niente. Robe così, e poi vedevo il valore vicino a 9.000 euro, 10.000 euro. Vabbè, non posso venderli per adesso perché dobbiamo tenerli. Però non appena potremo venderli, il ricavato dei diamanti viene investito per le scuole di formazione professionale. La valutazione della presenza, ho suggerito a Federico di vedere un po' il sistema dei crediti formativi degli ordini professionali, qualcosa del genere. Non voglio burocrazia, per l'amor di Dio, però voglio la garanzia che i nostri prossimi sindaci siano sindaci che sanno che essere sindaco della Lega non è semplicemente fare bene il sindaco, ma fare bene il sindaco della Lega. Questa è la differenza. Concludo, proprio perché la Lega ha deciso di investire molto sulla rete dei propri amministratori e dei propri sindaci guerrieri, perché se vogliamo diventare il partito egemone del Nord, come la CSU in Baviera, qui dobbiamo avere le radici, e le radici passano attraverso le nostre amministrazioni. Siccome vogliamo investire molto di più qua che non a Roma, nelle nostre presenze parlamentari, importanti sì, ma è più importante per me qua, faremo una serie di iniziative coinvolgendo proprio gli amministratori, i sindaci. Quando parlo di amministratori parlo anche di consiglieri comunali, ovviamente, di assessori, anche consiglieri di opposizione, perché sei comunque un amministratore del comune. Faremo un'assemblea federale il 17 di novembre qui nel Veneto, aperta non solo agli amministratori della Lega, ma a tutti quei poveri sindaci di quei comuni sotto i 5.000 abitanti che ancora non lo sanno, ma dall'anno prossimo avranno la mazzata perché finiscono sotto le grinfie del patto di stabilità, e saranno dolori per loro, perché se anche riescono ad avere un bilancio in attivo non potranno spendere quei soldi, ancora non lo sanno. Noi vogliamo dirglielo, vogliamo fargli sentire
il nostro sostegno e soprattutto fargli capire che la Lega è amica dei sindaci e vuole aiutarli a far bene i sindaci. Questa Assemblea federale del 17 di novembre si occuperà di questi temi e lì elaboreremo la strategia per contrastare le inique manovre del governo Monti in tema di finanza locale, in tema di patto di stabilità, in tema di, stavo per dire, rapina della tesoreria comunale, tutta trasferita nella tesoreria unica statale. Per arrivare lì faremo delle tappe intermedie. Nel Veneto è prevista già un'assemblea verso questa grande assemblea federale che si terrà a Treviso il 22 di ottobre, lunedì 22 ottobre. Perché Treviso? Per una serie di motivi. Penso che in quell'occasione, forse, non lo so, avremo modo anche di lanciare il nostro prossimo candidato sindaco a Treviso, perché Treviso ha e continuerà a avere un sindaco della Lega.